Paolo Molinaro, amministratore delegato di AIPEM, ci presenta l'indagine 2007 sugli investimenti pubblicitari delle aziende del Friuli Venezia Giulia. Dottor Molinaro, gli investimenti crescono ma diminuiscono il numero degli investitori. Cosa significa? Ma io do una lettura positiva a questo dato, in quanto se da un lato calano il numero degli investitori, significa che dall'altro ci sono aziende molto più determinate, con maggiori novità e innovazioni da comunicare, che proprio in un momento in cui la crisi economica un po' coinvolge ogni settore, è un sinonimo, un sintomo di convincimento e di capacità imprenditoriale. Quali sono i settori merceologici che investono di più? Ma i settori merceologici, potremmo parlare di due settori merceologici: il settore finanza e assicurazioni, che però è un settore che ha sede solo a Trieste, riguarda qualche importante azienda, quindi ha un'attendibilità relativa per la salute dell'economia regionale. L'altro settore invece, che è spalmato su tutto il territorio regionale, è il settore cosiddetto casa, cioè l'arredamento, gli accessori e quant'altro. Ecco, qui c'è una notevole capacità produttiva, imprenditoriale, innovativa, che rappresenta praticamente la parte dinamica di questa regione. Quali sono i media preferiti dalle aziende? Ma per quello che sono i nostri dati, i media più preferiti sono la carta stampata, cioè i quotidiani e i periodici di vario tipo. Poi naturalmente c'è la televisione, che anche qui bisogna dire che la televisione non è molto utilizzata proprio per la difficoltà di accesso economico che richiede una pianificazione televisiva. Ecco, come terzo media che si affaccia all'orizzonte in maniera abbastanza importante è Internet, verso il quale stiamo assistendo a continui incrementi di investimento. Dal suo punto di vista di esperto di comunicazione, questo paragone tra internet e la carta stampata reggerà ancora per molto? Quando ci sarà il sorpasso? Il sorpasso lo vedo lontano nel tempo, non lo so se si riuscirà a sorpassare nel breve o anche nel medio termine il valore della carta stampata. Certamente che però Internet sta crescendo, Internet ha superato le radio, ha superato le affissioni, ha superato il cinema e cresce con valori percentuali molto forti. Le modalità di applicazione di Internet si stanno continuamente evolvendo e anche la fiducia da parte degli investitori è una fiducia in crescita. Certamente non si può pensare a un mondo della comunicazione solo in chiave digitale, bisogna pensarlo in una chiave multimediale, multicanale.